senza... Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open Your Eyes, amici di Radio Libertà, benvenuti alla consueta puntata settimanale di Sic et Non. Ci confrontiamo con le notizie della settimana, specialmente quelle che magari possono esservi sfuggite. Cerchiamo di fare le nostre riflessioni e ovviamente ne parliamo e ci mettiamo a vostra disposizione anche per commentare o per ricevere, diciamo, anche quelle che possono essere le vostre impressioni, le vostre suggestioni. Vi ricordo che potete intervenire in diretta telefonando allo 02 92 94 72 22 per, ripeto, intervenire e dare anche quella che è la vostra idea, la vostra opinione. Opinione che specialmente in Europa, diciamo, è diventata un oggetto misterioso. Libertà di opinione, free speech, ripeto, libertà di espressione. Nell'era delle fake news e di chi, con la scusa delle fake news, prova sempre e comunque a censurarti. Siamo nell'epoca del pensiero woke, per cui per evitare che qualcuno si offenda se magari certe cose non si dicono è meglio, se magari certe cose che fanno parte della nostra storia vengono tacitate, vengono censurate. Ebbene, purtroppo questa è un po' la china che sta prendendo il nostro mondo. Noi cerchiamo di ribellarci a quest'idea perché se come crediamo la democrazia è un valore, la democrazia è un valore se si riflette e va a ricercare la verità, e quindi trovando la verità delle cose poi il giudizio può essere evidentemente un giudizio responsabile, un giudizio maturo sulle cose. Molti spesso hanno detto in altre situazioni, in altre circostanze, che se viene costruita invece una vulgata, una visione pubblica di comodo, specialmente da certi media, è chiaro che poi ti diranno anche chi devi odiare o chi insomma devi contrastare. La nostra idea invece è andare a fondo della questione. Tra le notizie, insomma, vediamo delle notizie non molto edificanti. Libertà di parola secondo l'Europa, un nonno indagato per un post su Merz. Un pensionato del Baden-Württemberg, riporta appunto Alessandro Rico sulla Libertà, rischia 5 anni per aver dato del pinocchio al cancelliere. Vi ricordate il cancelliere Merz, che tra l'altro non iniziò benissimo, perché mentre in campagna elettorale faceva dichiarazioni roboanti sull'immigrazione, sullo stile anche della destra di AfD, poi si rimangiò tutte quelle parole, e pur facendo comunque una politica sicuramente migliore rispetto a quella del suo predecessore, insomma, è lontano anni luce dall'aver risolto quel problema. Ci sono state fortunatamente critiche dagli Stati Uniti, quasi come fosse un reato di lesa maestà, e intanto l'Unione Europea, silente ma molto attiva, lancia il cosiddetto Centro per la Resilienza Democratica, cioè l'ennesimo strumento, l'ennesima situazione per poter censurare il pensiero altrui. Insomma, abbiamo visto nel recente passato situazioni imbarazzanti e comunque molto preoccupanti, che dobbiamo metabolizzare e a cui dobbiamo comunque reagire, ecco. Quindi non dobbiamo evitare la situazione della rana bollita, no? Che sopporta, ma poi alla fine viene diciamo travolta un po' dagli eventi. Abbiamo visto come situazioni, per esempio le elezioni in Romania, abbiamo visto come per determinati tweet nel Regno Unito si rischia appunto di essere indagati. Abbiamo visto e continuiamo a vedere, l'abbiamo seguita nelle nostre trasmissioni, la vicenda di Enoch Burke, l'insegnante irlandese che dal 2022 ad oggi entra e esce di galera per voler chiamare le cose con il loro nome, opponendosi ad usare i pronomi neutri sostanzialmente per gli studenti in transizione di genere,
che vorrebbero essere chiamati con un nome che effettivamente non corrisponde alla realtà di natura. Abbiamo visto, la Lega è stata l'unica in Parlamento europeo a votare contro perché aveva capito le problematicità di questo provvedimento legislativo. Abbiamo visto l'approvazione del Digital Service Act nel febbraio del 2024, che pur riordinando il sistema delle piattaforme digitali, sicuramente un intervento era necessario, ha sostanzialmente autorizzato un intervento volta per volta da parte direttamente della Commissione europea, dei commissari all'informazione, nei confronti dei gestori appunto delle grandi piattaforme, e quindi verificando tutto quello che poi sappiamo e che, a essere sinceri, conosciamo soprattutto perché qualche voce libera, penso soprattutto a Twitter, da quando poi Elon Musk ha reso pubbliche determinate situazioni, ci ha resi partecipi, ci ha resi edotti di questi problemi. Vediamo quindi nello specifico la vicenda, diciamo, su Merz e sull'Unione Europea. La chiamano resilienza democratica perché è polizia del pensiero, insomma, orwellianamente. Sembrava brutto. Nel giorno del 4º anniversario della guerra in Ucraina, l'UE ha lanciato il suo centro che dovrebbe occuparsi di combattere le fake news. Ma chi pensa che si tratti solo dell'ennesimo capitolo della crociata europea antirussa si sbaglia. Le ambizioni sono ben più alte. Non ci concentreremo esclusivamente sulla manipolazione delle informazioni straniere, sull'interferenza e sulla disinformazione, ha garantito il commissario McGrath, che è commissario allo Stato di diritto e alla giustizia. Ci saranno, dice McGrath, altri filoni di lavoro in cui cercheremo di investire nella resilienza democratica. Possiamo immaginare quali saranno: profilare i cittadini sui social, reprimere le opinioni scomode sull'immigrazione, su Bruxelles e sui conflitti in corso, e su tutto quanto minaccia, come si suol dire, di disturbare il manovratore. È malafede? A osservare cosa già sta accadendo in diversi paesi, c'è più di un motivo per essere diffidenti. In Germania, ad esempio, è appena finito sotto indagine un pensionato di Heilbronn che su Facebook aveva osato definire Pinocchio il cancelliere Friedrich Merz. Lo scorso ottobre l'uomo, evidentemente e legittimamente, diciamo noi, adirato per il deterioramento della situazione dell'ordine pubblico in patria, aveva comunicato la propria esasperazione con un commento sotto a un post della polizia locale, diffuso in occasione di una visita del cancelliere in quella città del Baden-Württemberg. L'articolo 188 del codice penale tedesco prevede pene severe per le offese all'onore di politici e funzionari se esse complicano lo svolgimento della loro attività. Pinocchio arriva a Heilbronn. Ci credereste che un signore potrebbe finire in cella per questa frase? Nell'Europa che spaccia la sorveglianza psicopolitica per difesa della democrazia, evidentemente basta poco per trovarsi nei guai. Ne sanno qualcosa, come vi dicevo prima, anche nel Regno Unito. La distopia laburista ha prodotto una tale quantità di pazzie che ci si potrebbe scrivere un'enciclopedia. C'è stato il caso di Lucy Connolly, moglie di un esponente conservatore, sbattuta in galera perché su X, dopo un attentato all'arma bianca, aveva invocato l'espulsione di massa dei clandestini, precisando che se ne sarebbe infischiata se qualcuno l'avesse considerata razzista. Troppo ardire per la terra che 800 anni fa promulgò la Magna Carta Libertatum. Keir Starmer non è stato capace di proteggere i confini dagli irregolari, però li ha interdetti all'attivista olandese Eva Vlaardingerbroek, famosa poi nel mondo sovranista per diciamo i suoi interventi accorati sui social, ecco. Devono essere costati cari i suoi legami con Tommy Robinson, capofila della destra movimentista che si oppone all'invasione. D'altra parte, anche nella Francia di Macron, di recente sono stati arrestati proprio 2 inglesi che avrebbero incitato all'odio contro gli stranieri. Meraviglie di internet, doveva essere il paradiso della democrazia, non so se ve lo ricordate, se ne parlava già prima del 2000, insomma c'erano i fanatici della rete da Grillo a Veltroni, e invece è diventato il mezzo per perseguire sostanzialmente i reati d'opinione.
L'episodio surreale accaduto in Germania ha riacceso tra l'altro lo scontro dialettico con gli Stati Uniti, che almeno dal discorso di J.D. Vance a Monaco strapazzano l'Europa per la sua smania censoria. Secondo il sottosegretario di Stato alla diplomazia Rogers, l'inchiesta sull'affaire Pinocchio somiglia a un caso di lesa maestà. La maggior parte dei tedeschi con cui ho parlato oggi non vuole che le leggi siano applicate in questa maniera, dice appunto la Rogers, ma vaghe e ampie restrizioni della libertà d'espressione generano sempre casi al limite dell'abuso ed effetti raggelanti. Quindi stiamo un po' a vedere cosa accadrà anche con questi diciamo Safety Act, questi Digital Act, diciamo questi provvedimenti che in realtà insomma vanno a intervenire sui grandi colossi, sugli Zuckerberg, eccetera, per costringerli insomma sostanzialmente a muoversi secondo quelle che sono poi le diciamo le manovre di chi comunque sta a Bruxelles piuttosto che in altri centri di potere. Vedo che abbiamo la prima telefonata, la facciamo passare molto volentieri. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Lisetta. Buongiorno. E allora io spero, dottor Tognini, che oggi ci sia qualche altro ascoltatore che intervenga su questa bella trasmissione. Prego. Allora, io però non vado tanto distante, vado solo fino a Roma oggi. Allora, sulla magistratura e il governo, con chi sta Mattarella? E allora, dottor Tognini, tutti sembrano concordi con Mattarella, bisogna rispettare le istituzioni, ha detto. Allora, chiediamoci intanto chi rappresentano le istituzioni. In un sistema democratico, dottor Tognini, le istituzioni rappresentano, secondo me, la volontà popolare, la sovranità dello Stato e gli interessi della collettività. La magistratura rispetta questi dettami e questo spirito? No, e adesso vi dico un motivo, perché essa non rappresenta i cittadini, ma è super partes, neutrale e apolitica. Sembra una barzelletta, dico io, mentre chi governa rappresenta la maggioranza dei cittadini e i loro interessi. E allora aggiungo che nemmeno il Presidente rappresenta i cittadini quando parla a favore di una sola delle istituzioni, perché quando lo fa dovrebbe essere anche egli super partes. E Mattarella secondo me non lo è, perché è Presidente del CSM, quindi in conflitto di interessi con se stesso. Allora, anche il più sprovveduto e distratto spettatore ha capito per chi parteggia Mattarella e questa sua parzialità lo rende inviso, secondo me, a molti che ne dicano gli adulatori del Presidente. Non si fanno gli interessi della collettività ingaggiando una guerra contro chi è stato eletto dal popolo e perché si appresta a fare ciò che aveva promesso in campagna elettorale. Questa secondo me è la volontà popolare, non le sentenze a favore di Seat Watch e della Rackete. Magistratura sempre più lontana, dico io, dal popolo, andrebbe riformata tutta, non solo le carriere. Tutto qua, io lo saluto e una buona giornata come sempre. Grazie. Ovviamente ogni presidente agisce secondo quanta è la sua libertà di coscienza, il suo indirizzo. Diciamolo pure, qualcuno ha notato che mentre quando diciamo è sostanzialmente accaduto che ci sono stati degli abusi in campagna elettorale anche sul modo di fare propaganda, sul modo diciamo anche da parte dei comitati del no di sostanzialmente contrabbandare un'idea che non è quella effettiva della legge appunto proposta e approvata dal Parlamento. Si parla di sostanzialmente subalternità dei giudici alla politica, eccetera, che non esiste, basterebbe leggere appunto il quesito, però diciamo il Colle è intervenuto solo in occasione del fallo di reazione, potremmo dire così, di Nordio, del ministro Nordio, che si è sentito in dovere di rispondere, peraltro con parole che hanno usato anche altri magistrati in altre situazioni, che però sono state ovviamente considerate non corrette, no? Sapete, ha parlato insomma di comportamenti
mafiosi e quant'altro. Peraltro questo discorso del comportamento mafioso è stato usato anche in altri titoli di giornale, ma poi ci arriviamo. Vi dicevo, oggi sostanzialmente il mondo giudiziario è fortemente autoreferenziale e quindi si sta cercando di porvi rimedio. Io ricordo, perché qualche anno comunque sulle spalle ce le ho, ricordo che comunque un presidente con, diciamo, gli attributi come Francesco Cossiga si era opposto a determinate situazioni, all'autoconvocazione del CSM, aveva mandato i carabinieri a Palazzo dei Marescialli, cioè diciamo che che Cossiga era diciamo consapevole di quella che fosse appunto la prerogativa di chi è eletto e di chi interpreta appunto in nome del popolo il potere esecutivo e il potere legislativo nei confronti appunto di un altro potere. Poi mettiamola così, in tanti diciamo rispondono con sussiego ai richiami spesso e volentieri del Colle, lo fanno perché comunque è forse più tradizione che convinzione. Vedremo cosa accadrà, se avremo la fortuna prima o poi di non avere un esponente di centrosinistra o un vecchio democristiano o quant'altro come presidente della Repubblica, e quindi non avremo più lo scudo, diciamo, dei poteri forti UE a così controllare la nascita o meno di governi, insomma, come è stato in determinate situazioni. Se chiedete a me, la riforma principale che andrebbe fatta in questo paese, prima ancora, pensate bene, io sono federalista, ma prima ancora del federalismo, prima premierati, eccetera, la prima e l'unica forse sarebbe davvero quella di riportare il potere in capo ai cittadini e di fare eleggere direttamente dal cittadino il Presidente della Repubblica. In quel caso, allora, seguendo anche un esempio francese, diciamo, che pure ha dei poteri diversi, il Presidente sarebbe davvero un garante effettivo del voto popolare, insomma non vedremmo situazioni come quelle del 2011-2012, voi ricordate bene, insomma, Napolitano, Berlusconi che cade, Monti che diventa oggi senatore a vita e dopodomani premier, insomma queste, tra virgolette, congiure di palazzo, dalle quali non sembra assolutamente esente, per essere eufemistici, lo scranno della presidenza della Repubblica. Quindi questo è una critica che possiamo fare nel rispetto assolutamente di quelle che sono anche le disposizioni e senza alcun vilipendio, ecco, quindi questo è quello che possiamo dire. Sulla magistratura, prima di mandarvi diciamo in pausa, con la prima pausa, vi dico che c'è un caso molto particolare che vale la pena di essere esaminato. Ne ha parlato lunedì il Foglio, quindi il quotidiano del direttore Cerasa, che per una volta non notiamo solo per le sue vignette che fanno ridere poco o niente su Meloni o su Salvini, o per una adesione quasi voglio dire volontaristica alle politiche peggiori dell'Unione Europea, ma per un intervento importante sul discorso giustizia, e lo fa citando un caso che è passato un po' sotto silenzio, ripeto, tranne per il Foglio, tranne per Porro e pochi altri giornalisti, che è quello della procura di Trani, quindi un caso molto particolare in cui poi dei magistrati si sono comportati in un certo modo. Però vedo che siamo prossimi alla nostra pausa, quindi linea di nuovo la regia e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. The room was completely
Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic Non di nuovo in onda per la nostra consueta puntata. Nella seconda parte ho anticipato prima appunto di chiudere in precedenza che avremmo parlato di un caso davvero iconico per capire i problemi, le disfunzioni anche del mondo giudiziario in un microcosmo lontano dai riflettori, lontano dalle grandi città, che è quello della Procura di Trani. Come vi dicevo, ne ha parlato il Foglio lunedì e poi altri comunque l'hanno ripreso, un articolo di Luciano Capone interessantissimo sulla vicenda. Vi leggo il titolo tanto per essere chiari: giustizia paramafiosa, o confessi le tangenti o vai in galera. Il caso dei PM condannati per violenza sui testimoni. Uno ora fa il giudice, l'altro lo farà a breve. La Procura di Trani è un microcosmo di tutte le disfunzioni della magistratura, dal comportamento irresponsabile dei magistrati al funzionamento del CSM condizionato dalla nefasta logica delle correnti. Un'indagine con prove. I PM Pesce e Ruggero sono convinti che il comandante dei vigili sia un tangentaro mortale, cercano le prove che non hanno e, se non le trovano, tentano di estorcerle ai testimoni. Ecco, innocenti in galera e pregiudicati ad amministrare la giustizia da PM o da giudici. La tenuità delle sanzioni disciplinari del CSM, una piccola procura di provincia si è trasformata in un mostro e una spiegazione sta certamente nel sistema delle correnti. Ecco, adesso vi spieghiamo bene, però, ripeto, è un articolo anche molto lungo, molto, diciamo, dettagliato, con diversi paradossi su questi magistrati, su quello che hanno fatto e su quello che fanno oggi. Tra l'altro qualcuno ha detto che poi se questi magistrati sono stati effettivamente sanzionati sarebbe la dimostrazione che il sistema funziona. In realtà la sanzione è stata minima e poi insomma questi PM sono andati poi a fare magistrati giudicanti. Ma adesso vi spiego, entro nel merito della situazione su questo caso di PM condannati per violenze sui testimoni. Per comprendere il funzionamento dell'attuale sistema non basta osservare i conflitti tra governo e ANM o le inchieste delle grandi procure, ma secondo quanto riportato dal Foglio, per coglierne l'impatto sulla vita quotidiana occorre guardare a ciò che accade nelle procure di provincia, dicevo appunto lontano dai riflettori. La vicenda di Trani è un caso emblematico. Al centro del racconto vi sono due magistrati, Alessandro Donato Pesce e Michele Ruggero, entrambi pubblici ministeri a Trani all'epoca dei fatti. Il primo, condannato in via definitiva per violenza sui testimoni, oggi svolge le funzioni di giudice civile al Tribunale di Milano. Indovinate dove? Sezione immigrazione. Dopo un periodo di sospensione disciplinare di 9 mesi deciso dal CSM.
Il secondo, anch'egli condannato in via definitiva per violenza sui testimoni e successivamente condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per falso ideologico in relazione alla falsificazione di verbali, ripeto, con interdizione quinquennale dai pubblici uffici, è destinato a diventare giudice a Torino al termine della sospensione disciplinare di 2 anni. Cioè il CSM autorizza una cosa del genere. Le condanne definitive riguardano che cosa? Le modalità con cui furono condotti alcuni interrogatori nell'ambito dell'operazione Sistema Trani avviata nel dicembre 2014. In quell'inchiesta 6 persone furono arrestate, tra cui l'allora sindaco di centrodestra e altre 7 indagate per associazione a delinquere, concussione, corruzione elettorale e altri reati. In conferenza stampa il procuratore capo, affiancato dal PM Ruggero, parlò di un comitato politico affaristico che imponeva assunzioni lavorative e asservimento attraverso minacce di ritorsioni e sollecitando tangenti in cambio di appalti. Il sindaco fu posto ai domiciliari per oltre 1 mese e si dimise per ottenere la revoca della misura cautelare. Il vice sindaco finì in carcere insieme ad altre 4 persone. Cos'è accaduto? Che negli anni successivi sia il sindaco che il vice sindaco, i nomi sono pubblici, Riserbato e Di Marzio, sono stati assolti, ben inteso assolti perché hanno rinunciato alla prescrizione. Quindi hanno comunque dovuto sborsare, passare tutto sborsare per gli avvocati e comunque passare un calvario giudiziario non indifferente. Tra i filoni dell'inchiesta vi fu quello relativo all'installatore dei rilevatori di velocità a Trani, no? Gli autovelox, e in questo contesto furono convocate persone informate sui fatti, tra cui appunto i responsabili dell'azienda. Le registrazioni degli interrogatori successivamente emerse hanno documentato pressioni molto forti e minacce. Per la procura, il teorema della procura è che il comandante dei vigili avesse preso soldi per l'appalto, anche se ne mancavano completamente le prove. Ebbene, qui entrano le registrazioni, abbiamo delle cose importanti, insomma. Vogliamo vedere voi che risposte ci dite. Se quello che voi ci dite non converge, lei se ne andrà in galera veloce e lei dice: ma io ho i problemi al cuore, possiamo impegnarci per farla stare al caldo che fa al fresco, affermava il PM Ruggero. Dovete scegliere da che parte stare, se dalla parte delle vittime. O siete vittime o siete correi. Il PM Pesce sulla azienda, in riferimento all'azienda di queste persone, diceva: è già rovinata la sua azienda, adesso come sta? Avrà un provvedimento di interdizione a partecipare agli appalti, la sua azienda non parteciperà più a nessun appalto da domani mattina. Le pressioni riguardavano la prospettiva di arresto, il sequestro dell'azienda e il coinvolgimento dei familiari. Non mi venite a dire che non avete dato niente, perché noi prendiamo le carte che abbiamo qui e vi manderemo dritti al supercarcere, si sente in un passaggio. E ancora, oggi c'è questa mano tesa, la nostra, se la prendete. Bene, altrimenti nulla. Un'altra persona, all'epoca ottantenne con problemi cardiaci, raccontò di aver resistito alle richieste di accusare il comandante della polizia municipale perché semplicemente non era vero. Il giorno successivo all'interrogatorio fu ricoverato e gli venne diagnosticato uno stato ansioso-depressivo secondario ed avvenimento con ipertensione reattiva. Le fonoregistrazioni di quegli interrogatori, badate bene, non furono inizialmente depositate nel fascicolo. L'indagine sui PM non partì da una denuncia delle persone coinvolte, ma da un esposto anonimo che attivò la procura di Lecce. Un ufficiale della Digos consegnò poi i CD con le registrazioni a un altro PM, il PM catalano, che le mise alla disposizione delle parti. Il processo si concluse in Cassazione, quindi dopo un bel po' di tempo, con la condanna effettiva e definitiva di Pesce e Ruggero, rispettivamente a 4 e 6 mesi. Frasi contestate, veramente ne leggo diverse, ma alcune diciamo sono anche un po' sboccate, quindi evito. Però sostanzialmente c'è la prova anche del falso ideologico, cioè di aver voluto manipolare quei verbali e nasconderne una parte, insomma, ecco. Il caso di Trani è un po' collegato al dibattito dei temi del referendum. Infatti sul piano disciplinare il CSM ha poi respinto la richiesta della Procura Generale della Cassazione che proponeva la radiazione dalla magistratura per questi 2 PM.
Le sanzioni sono state semplicemente la sospensione temporanea del servizio e poi un'ulteriore sanzione per omessa informazione di un decreto di intercettazione, quindi solo una mozione di censura. È evidente che questo fa parte, insomma, anche della vicenda di una, come dire, di un passaggio comunque dalle correnti del CSM che la riforma intende ridimensionare attraverso il sorteggio. Impossibile non notare come un magistrato ritenuto inadeguato a svolgere le funzioni di pubblico ministero per un reato commesso, ripeto, nell'esercizio delle sue funzioni, sia stato successivamente destinato a svolgere una funzione ancora più importante, cioè la funzione giudicante. Insomma, è davvero, come dire, indicativo di un sistema che non regge e non deve reggere più, insomma. Ecco, questo è quello che ci auguriamo. Capite bene, insomma, come la pensiamo. Siamo disponibili a confrontarci con voi, cari ascoltatori, però insomma è evidente che abusi come questi non si devono più ripetere. Ecco, questo è sicuramente un sistema che va modificato e che va riformato al più presto. Come un sistema che va riformato è, secondo noi, quello, per cambiare discorso ma restare comunque sul tema anche di questi abusi di autorità, della famiglia Del Bosco. Voi sapete che il garante, appunto, l'autority della Regione Abruzzo ha stigmatizzato il comportamento di quella giovane specialista che avrebbe dovuto valutare la famiglia Trevallion. Perché? Perché sostanzialmente, dopo le rivelazioni apparse sulla stampa, insomma, questa psicologa avrebbe sostanzialmente insultato un certo tipo di dichiarazioni del ministro Salvini, perché Salvini c'entra sempre, diciamo, ecco, è incredibile, e ovviamente facendo capire anche qual era il suo evidente nei confronti della famiglia Trevallion. Però, insomma, chi rappresenta le istituzioni dovrebbe mantenere integrità, ma se questo vale, come è stato ricordato soprattutto dalla stampa di sinistra, nei confronti anche di quel poliziotto che si è macchiato evidentemente di come dire, di un atteggiamento e di atti gravissimi, deve valere per tutti i pubblici funzionari. Insomma, se sbagli paghi non deve essere un motto valido solo per le divise, ma anche per chi ha distrutto una famiglia unita che poteva aver bisogno di aiuto, ma che non andava spezzata, diciamo. Anzi, oggi, tutto sommato, chi guarda, controlla la vicenda di questa famiglia fa tuttora spallucce. Insomma, non si capisce chi potrebbe intervenire definitivamente per dare, diciamo, questi figli alla famiglia, se non, appunto, ancora una volta i soliti magistrati. È evidente che il perito ostile è ostile anche nelle sue dichiarazioni e nel suo pregiudizio, e quindi gli avvocati della famiglia Trevallion hanno parlato di una violazione del principio di imparzialità. Si valuterà se la psicologa Garrapetta aveva o meno i requisiti. Nella domanda di ricusazione ci sono appunto gli articoli di stampa e chiesta anche la sospensione dell'allontanamento. Ecco, diciamo che un pregiudizio, ripeto, un pregiudizio evidente. Un esempio questo che, insomma, gli assistenti sociali hanno inanellato una serie quasi infinita di errori e c'è chi ha parlato con i media rivelando dettagli sensibili sulla vita dei bambini, dei genitori, chi ha firmato con superficialità relazioni grossolane, carenti, piene di pregiudizi e piuttosto ostili. E ci sarebbe comunque molto da criticare. Eppure sui media, diciamo sui media mainstream e nel dibattito politico, sembra che le carenze e gli errori di questi professionisti non siano rilevanti. Vi ripeto, se deve valere per il poliziotto, a maggior ragione deve valere anche per queste persone che decidono
della vita di altre persone, e che quindi non devono essere gli strumenti quasi di un dominio gramsciano sulle coscienze a livello di gestione delle famiglie, a livello di indottrinamento. Questo non lo possiamo e non lo dobbiamo permettere, a fronte del fatto che c'è una famiglia che ha fatto delle scelte personali magari anche discutibili, però che è una famiglia assolutamente per bene, che ha deciso di non essere, come dire, sommersa da, diciamo, quella socializzazione fin troppo, come dire, invasiva nella sua vita, ed è una scelta, ripeto, educativa, che sta alle famiglie e che andrebbe riconosciuta a queste famiglie, a fronte del fatto che se il minore comunque è come dire, è in buona salute, se il minore ha delle possibilità per accedere alla giusta diciamo istruzione e quant'altro, non so che cosa si debba chiedere altro. Ecco, insomma, questo è un po' il discorso che ci sentiamo di proporre, e ripeto, come si parla dello sbaglia e paga per il poliziotto, si deve dirlo anche per tutte le altre situazioni. Apriamo negli ultimi minuti della nostra trasmissione la piccola parentesi, come sapete bene, sul discorso immigrazione, Islam e quant'altro. C'è una notizia che sicuramente vi farà felici, e che il 12 aprile salpa di nuovo la flottiglia, il circo della Sumud Flottiglia, riparte per Gaza. Ci sarà ovviamente anche la Open Arms, perché tra amici si sta bene insieme. Tra i propal sicuri c'è già Barbie Gaza, vi ricordate Ana Alcalde, la bionda che ballava durante le soste alle Baleari, Tiago Avila che esaltava il leader di Hezbollah, e diciamo la ONG Open Arms molla gli africani per andare direttamente nella striscia di Gaza. Ecco, la prendiamo sul ridere, ma abbiamo visto che questi signori evidentemente fanno politica, e la fanno come sempre sulla pelle della gente, e quindi ce ne ricorderemo molto molto bene. Esponenti di una sinistra che ha sempre detto che i CPR in Albania sono dei flop, oggi scoprono che invece i CPR sono pieni dopo la faticosa trattativa con l'Europa. Voi sapete, c'è stata appunto una visita da parte di alcuni parlamentari, la parlamentare Dem Rachele Scarpa ed altri, in visita ispettiva al CPR appunto in Albania. Ebbene, lo shock da parte di questa deputata PD in missione è stata che nel centro ci sono 90 clandestini al momento, pronti per essere rimpatriati. Mesi di critiche per i poliziotti inoperosi nel resort, e invece adesso i numeri cominciano a funzionare, e c'è un'integrazione progressiva anche con le nuove norme del pacchetto sicurezza. Ecco, quindi come vedete, dall'entrata in vigore della legge 37 dell'anno scorso, la struttura nata come hotspot per identificazione e rimpatrio dei clandestini provenienti da paesi sicuri comincia a portare i suoi frutti, e diciamo l'ala destinata a detenere coloro la cui domanda d'asilo è stata rigettata, ebbene è piena e viene regolarmente utilizzata, così come vengono regolarmente eseguiti i trasferimenti da Jader, quindi dal CPR in questione, agli altri CPR italiani, nel pieno delle norme faticosamente raggiunte con l'Unione europea. Ecco, quindi non ci sono più blitz, il sovraffollamento. Adesso la sinistra parla tragicamente di sovraffollamento, quindi esattamente del contrario. In realtà quella struttura, vado a memoria, può contenere fino a 150 persone, sempre comunque con un interscambio molto veloce, molto forte. Quindi insomma sembra più che si voglia criticare, ovviamente più per partito preso che
per effettiva critica a un sistema che, ripeto, comincia ad andare a regime. Ultima situazione, vi segnaliamo insomma quest'altro articolo molto interessante dell'inizio settimana: imam, PD e grillini vanno a rimorchio della rete musulmana. Di che cosa si tratta? Il partito islamico è in piena azione, comunità e politica che sempre più spesso si ritrovano per discutere di temi di attualità e trovare soluzioni per far nascere nuove alleanze fuori dal Parlamento. È una cosa che fa parte della democrazia, peccato che in questo caso i protagonisti sono movimenti islamici con connessioni anche con movimenti e gruppi insurrezionalisti e jihadisti, e dall'altra parte le forze della nostra sinistra, non solo le forze diciamo così antagoniste, ma anche certi gruppi diciamo organizzati. Era il 14 febbraio quando la comunità islamica di Roma si riunì presso l'hotel in via Marsala per portare nel dibattito pubblico temi che li riguardano da vicino. Tra i partecipanti il deputato Paolo Ciani, vice capogruppo del PD alla Camera e segretario di Demos, e la pentastellata Stefania Ascari in videocollegamento. Ovviamente si sono sperticati nella vicinanza al mondo islamico, parlando di argomenti di libertà e quant'altro. Ciani ha affrontato temi riguardanti la coesione sociale, la cittadinanza, il dialogo stabile. Voi sapete che poi c'è tutta una rete di sinistra a cui fa capo soprattutto la CGIL, che crea le condizioni perché ogni clandestino sappia esattamente come muoversi, come fare ricorso e quant'altro. Il tutto però è stato seguito dall'intervento dell'imam della moschea di Centocelle, che fa parte appunto di un noto centro culturale, lo stesso centro in cui c'è anche Abu Omar, oggi indagato per il famoso reato 270 del codice penale nella maxi inchiesta della procura di Genova sulla cupola di Hamas in Italia. Ecco, quindi vedete che non c'è nulla di nuovo e continuano insomma queste notizie diciamo ad uscire sui legami dell'ambiente islamico romano, ma non solo romano, con Mohammed Hannoun e con il suo storico vice Soleimani Ijazi, che sappiamo essere comunque vicini al mondo di Hamas e quindi anche al terrorismo palestinese. Io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato, vi do appuntamento alla prossima settimana, ovviamente e sempre sulle frequenze di Radio Libertà.